Ho insegnato filologia romanza per molti anni, quindi una materia che forse poteva, avvicinarmi in fondo, no, alla letteratura occitana, ma non a quella moderna e contemporanea, poiché in Italia la filologia romanza si occupa in prevalenza di Medioevo. E quindi alla bell'età di 60 anni scopro anch'io questo scrigno, questo tesoro, questa meraviglia, grazie soprattutto all'incontro con Fausta Garavini, che ovviamente è la studiosa più illustre, per questa materia. Però ecco, questa scoperta mi ha indotto non solo a sviluppare una passione, degli studi, in prima persona, ma mi ha indotto appunto a, istituire un insegnamento. Ecco, forse quello che mi ha distinto è proprio questo, cioè la volontà di, contagiare gli studenti, i miei studenti, e quindi divulgare anche, questa passione e la conoscenza di questa bellissima letteratura, almeno per gli anni che mi rimanevano da insegnare, quindi 5, 6 anni. E devo dire che i miei studenti hanno reagito in maniera molto positiva. Subito sono scattate le domande di tesi, e quindi per me è stata veramente, appunto, una scoperta personale, ma anche una bella soddisfazione, per il mio insegnamento, e spero con questo di aver acceso delle passioni, e quindi che insomma questa letteratura sia abbia avuto, se non altro, una vita plurale, ecco, non solo per me di studiosa. Ho cominciato leggendo semplicemente, e classicamente, ho cominciato da Mistral. Forse non potevo fare diversamente. E in particolare ho amato il poema del Rodano, che è veramente, secondo me, l'opera sua più affascinante, almeno per noi. E quindi didatticamente ho cominciato, appunto, leggendo e commentando, con traduzioni altrui ovviamente, questo grandissimo poema. Ma mi sono anche accorta che le traduzioni mancavano, perché in Italia, non si studia questa materia, e quindi non si traduce, almeno finora. Le traduzioni sono spesso molto poche, scarse, molto vecchie, e quindi pian piano ho maturato forse anche la necessità, perché tradurre è bello, ma è anche un impegno molto forte, soprattutto perché la mia conoscenza dell'occitano partiva da zero, si potrebbe dire, però ho sentito un dovere, ecco, di, cimentarmi con la traduzione. Però ho cominciato con un volume, Viaggio in Occitania, in cui sì, mi azzardavo a fare delle piccole traduzioni, ma trattavo in maniera critica 3 autori, appunto, Joseph Darboux, Max Philippe de la Vouette e, Joan Gagnaire, vivente. Quindi attraversavo un po' il Novecento, dando un'idea anche dei generi. Il primo è un autore che è stato poeta, ma secondo me, insomma, con La bestia del Vaccarès, quindi un libro, una prosa, si attesta come grandissimo prosatore. Recentemente è uscita, così io sono molto contenta, una traduzione italiana di Rosella Pellerino, e quindi, rimane il mio libro del cuore.
rimane il mio libro del cuore, devo dire alla prova didattica i miei ragazzi lo amavano moltissimo. Infatti è un grandissimo libro, un libro su una Camargue mitica, è un libro magico insomma e consiglio a tutti di leggerlo. E l'ultimo in ordine di tempo, Joan Gagnaire, perché è un autore straordinario, perché ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, traducendo la sua opera, facendolo, come ho detto in altre occasioni, in maniera anche molto azzardata, sventata perché, insomma la lingua di Gagnaire, il limusino, è ancora differente rispetto a quello cittano, insomma standard, che bene o male si riesce a conoscere. Ma mi sono messa a tradurre uno dei suoi polizieschi, che è l'ultima sua produzione. Ad oggi sono credo una decina addirittura. Però, questa la sua conoscenza, la sua generosità, la sua passione, insomma è un signore di 80 anni che è venuto a Ferrara, generosamente si è messo a disposizione, dei miei studenti. Non lo so, ho sentito di dovere a lui, per questa simpatia, per questa sua grandezza, questa traduzione, "Voi che mi avete uccisa", che è uscita nel '21, che si è rivelata molto più difficile di quello che immaginavo, ma spero di aver soddisfatto comunque in gran parte, il mio cimento, e comunque spero anche che altre traduzioni vengano. Ora io posso continuare a tradurre, ma se si parla di futuro vorrei veramente che si formasse un gruppo, anche di persone più giovani di me, dedicato alla traduzione, perché è la cosa che divulga di più, che appassiona, oltre a quegli studi accademici che però hanno una fruizione limitata. Il mio proposito è stato quello proprio di, portare a livello istituzionale lo studio, della letteratura, occitanica moderna e contemporanea. È proprio questa fase moderna e contemporanea che, non è contemplata, all'interno della filologia romanza, per una scelta, per una tradizione, insomma. Parlo dell'Italia, no, che dedica gran parte dei suoi studi, ottimi peraltro, però al Medioevo. Quindi non avevo un esempio da seguire, non avevo una tradizione, e quindi come tutte le cose che fai un po' da pioniera, è stato un pochino più difficile istituire un insegnamento. Di fatto però che cosa ho fatto? Ho istituito un insegnamento che si chiamava Fortuna delle letterature romanze, come un contenitore, capito, che contenesse appunto la posterità del Medioevo. All'interno di questo contenitore, come dicevo, ho studiato, proprio, la fortuna della matrice della letteratura romanza nella letteratura successiva, ritenendo che sia un completamento, quindi non sicuramente, è innovativo questo segmento nuovo, però io l'ho sentito come necessario, come un completamento, anzi molto didatticamente molto utile. Si può studiare il Medioevo in sé per sé, ma certo non fa male vedere come il Medioevo ha influito sull'immaginario della letteratura, del cinema, di tutti i generi successivi. Anzi, è prolungare la vita della letteratura romanza per quanto mi compete. E in questo contenitore, questo insegnamento l'ho accesso senza problemi per il vero, perché sì, ne avevo facoltà e tutto sommato didatticamente funzionava benissimo.
Ho iniziato appunto con questo grande poeta italiano, Franco Scataglini, ormai celebrato, è uscito all'Opera Omnia, ma non riconosciuto troppo in vita, e che ha riscritto il Roman de la Rose, per esempio, con il suo, non direi proprio un dialetto, ma una lingua poetica pigmentata di anconettano. Meraviglioso. Poi ho proseguito però scoprendo, e per me è stata una scoperta, gli autori occitani Bodrero, Salvagno, che allora era vivo, che purtroppo ci ha lasciato anche presto, e Ida Valerugo, friulana. E tutti ci parlano bene o male del Medioevo, di un ricordo lontano. Infatti li ho chiamato i trovatori della lontananza, un po' perché vivono quasi in un non luogo, nel senso che queste valli sono lontane dalla grande Occitania e in fondo non appartengono alla compagine dei dialetti italiani, e quindi è questo luogo un po' sospeso, non studiato dalla filologia romanza, diciamo che è la più deputata, si potrebbe dire, a studiarla, neppure dai francesisti, direi, ecco. E sì, studiata in parte anche da alcuni studiosi piemontesi, sì, però rimane un luogo, terra di nessuno. E lì ho scoperto, sia in Bodrero che in Salvagno, sia Friuli, quindi Ida Valerugo, invece una grande senso di memoria, di attaccamento ai trovatori, alla memoria del Medioevo. In fondo sì, l'ho riscoperto forse perché forse una persona del posto legge Bodrero e Salvagno con un'appartenenza, una vicinanza, lo legge con delle antenne particolari, lo legge con una familiarità. Però uno studio sui lasciti trobadorici forse ci voleva un po' di distanza. Io sono distante dalla vostra cultura, dalla vostra lingua, e quindi ho notato invece tutto questo appartenenza attraverso questi trovatori che ritornano e danno un senso di patria lontana alla vostra letteratura. E quindi ho cominciato proprio così, i lasciti trobadorici, e quindi ancora ci interessa a noi filologi romanzi, no? Che trovatori abbiano lasciato questa memoria. E quindi sono ripartita di là. Da questo poi alla modernità emancipata dai lasciti trobadorici o dal Medioevo, perché in fondo Gioan Gagnaire è un autore moderno, si potrebbe dire, ha scritto dei racconti e dei romanzi molto interessanti, ma con l'ultima produzione dal 2004 in avanti del poliziesco intercetta una letteratura così molto, molto vasta, moderna, fra virgolette, ma insomma, quindi il mio percorso è stato, diciamo, cominciare da questa posterità che ancora pensa al Medioevo, lo sogna, lo riscrive e lo ricrea, a una piena emancipazione con autori altrettanto eminenti e che creano una lingua comunque, una lingua letteraria fortissima. Gioan Gagnaire ha un carattere, un talento particolare, emancipandosi da questa matrice, perché no? Quindi è tutto un percorso ricchissimo, pieno di stimoli, che io ho scoperto, ma che naturalmente hanno scoperto anche i miei ragazzi. Le mie tesi, che Ines Cavalcanti ha avuto l'idea, sempre buone idee, di pubblicare su questo sito, appunto sono diverse e riguardano sia le lingue minoritarie o lingue meno studianti per certi aspetti, sia appunto diversi autori occitani.
Direi anche sono tesi interessanti, come tutte le tesi sono perfettibili, però insomma anche questa è una grossa evidenza e nel giro di 4-5 anni anche questo corpus è stato avviato. Complessità. Complessità per forza perché, al di là dell'esito felice della mia esperienza, la compagine di filologia romanza non credo che abbia accolto, all'interno del protocollo dei suoi studi questa letteratura. L'ha considerata forse una mia passione, una passione così, coltivata all'Università di Ferrara perché ci sono io, però insomma quando poi si va a giocare serio sul discorso per esempio quali titoli sono valutabili all'interno di un concorso, capito, di filologia romanza, io dubito che se un giovane si dedica il suo ingegno, voglio dire, e i suoi studi appunto a questa letteratura, dubito che presentandola come titolo a un concorso, questa sia valutata, insomma, pienamente. E allora, la complessità è questa, insomma, se una cosa, un soggetto, una disciplina, ecco, non entra a pieno titolo in questa compagine, dopo la sua, vita all'interno anche dei meccanismi fiscali di valutazione è difficile, è complessa e forse è compromessa. Ecco. L'ultima compromissione comunque voglio sperare che qualche giovane sia, visionario come sono stata io da vecchia, ecco, e che cominci a dedicare anche una parte del suo tempo e dei suoi studi. Per quanto riguarda appunto la complessità e un esito che giudico scellerato e comunque molto miope, riguarda proprio l'Università di Ferrara. Appena ho chiuso gli occhi io, quindi ho lasciato l'insegnamento, loro hanno chiuso, proprio questo insegnamento dove trattavo della posterità del Medioevo e all'interno di questo della letteratura occitanica, nonostante avessi pubblicato volumi, le tesi fossero abbondanti e diciamo, la valutazione degli studenti, sapete i parametri sono questi, era ottima. Ehm, non mi fate dire per quale ragioni. Fatto sta che è molto grave e molto triste che sia stato chiuso questo insegnamento, anche perché se si riflette il decennio dal 2022 al 2032 è proprio dedicato, va bene, lingue indigene, ma anche lingue minoritarie, cioè a dire, siamo pronti alla diversità linguistica, ormai direi che la sensibilità, verso queste, lingue minoritarie, beh, e verso un'ecologia anche delle lingue, anche meno diffuse, ormai si è radicata. Quindi questo gesto, questo atto, lo prendo veramente come un atto di grande miopia, accademica. Io ho avuto la volontà e il piacere di tradurre. È un'attività che, mi piace, non saprei giustificarla all'inizio con altre con altre motivazioni. Tutti noi professori in genere sì, traduciamo, per esempio con traduzioni di servizio accompagniamo, non so, io stessa appena laureata, mi sono laureata su un trovatore, l'ultimo dei trovatori, e ho accompagnato la parte critica, del mio lavoro, della mia tesi, con traduzioni che non pretendevano di essere artistiche, letterarie, ma appunto traduzioni di servizio.
Dopo però, maturando anche come studiosa, ho cominciato ad avvicinarmi alla traduzione letteraria, ma non l'ho fatto in maniera improvvisata, perché la alcuni la chiamano traduttologia, alcuni invece rifiutano questo termine, però l'arte del tradurre è un'arte sofisticata, è di voglio dire, è competenza e sensibilità, appunto, diciamo conoscenza degli stili, molte discipline, precipitano, nell'atto del tradurre. E quindi ho cominciato a veramente a studiare tanti testi di traduttori editoriali cosiddetti, ho organizzato anche un convegno per il vero con traduttori editoriali, anche questo, non è così comune, nella mia materia. Traduzioni editoriali bravissimi, e che sanno anche raccontare la loro arte, c'è una letteratura meravigliosa. Il rapporto con gli autori, alle volte se l'autore è vivo naturalmente, alle volte conflittuale, alle volte invece collaborativo, il rapporto con il testo, le croci e le delizie. E quindi mi sono poi sentita pronta, cominciando dal latino, perché credo di insomma, di avere una conoscenza scolastica buona, ma anche lì io ho cominciato con il tradurre nel 2008, è uscito, il Satiricon, mi è stato richiesto per il vero, insomma lì veramente, oltre a studiare tutto quello che era stato scritto sul Satiricon, perché anche una consapevolezza critica ti porta ad essere matura ad affrontare un testo così cruciale, però anche a osare, che è un po' la mia caratteristica. Da una parte studio per controllare, appunto un mondo di ricerca, anche per rispettare, l'ingegno, no, che è stato speso su un autore e su un testo. Dall'altra però io ho fatto una traduzione innovativa, che è stata anche segnalata, che è stata ben recensita, eccetera. E quindi mi sono esercitata, sul latino. Poi appunto è venuta la volta dell'occitano. I problemi sono diversi a seconda dei testi, e anche lo stile. Poi ci sono i generi, non puoi tradurre liberamente ogni genere, quindi il satiricon da una parte, ho tradotto anche il Apuleio, autore complessissimo, e anche qui ti ci avvicini con rispetto, ma anche con tanta documentazione, perché quindi anche questo è un testo differente. Mentre la letteratura occitana, appunto, anche qui, è ripartita per generi, c'è la poesia, c'è la prosa, c'è una prosa appunto più emancipata, più moderna, c'è una prosa più mitica, insomma. E per cui tradurre, oltre alla difficoltà linguistica, perché nel caso dell'occitano, sì, ci sono strumenti naturalmente che si stanno anche affinando, ma in certi casi, per esempio nel caso del Limusino, mi è stato molto d'aiuto lo stesso, Gagnaire, per esempio espressioni idiomatiche, non ci sono dei repertori all'altezza del compito. E poi c'è un'intenzione dell'autore che dice: "Ho scritto questo", e ti racconta un mondo dietro. Lì è stato un tesoro che, mi ha aperto. Quindi tradurre, dipende da tante cose, appunto da conoscenze, da relazioni con l'autore, da sensibilità personale, che ti posso dire, io ho creduto almeno, traducendo Gagnaire, di interpretare anche la sua personalità. Per esempio lui unisce un grande senso dell'umorismo al macabro, che per me è meraviglioso questo mix. E ho visto che invece alle volte certi studiosi valorizzano un aspetto ma non i 2. L'umorismo spesso, soccombe un po', no, è come
come se fosse qualcosa di volatile. Invece nella traduzione, per esempio, ho voluto alle volte accentuare con i mezzi della traduzione proprio questo aspetto divertito di Gagnaire. Che ti posso dire? Quindi ogni traduzione è veramente un caso a parte. Ti pone tanti problemi, ti dà molte soddisfazioni, ma ti lascia sempre, almeno nel caso mio, sempre un tormento. Io ho tradotto, bene, chiuso il libro, vorrei ritornarci sopra e forse sceglierei altre soluzioni che mi sembrano migliori, mi sembrano, non lo so, mi sembrano ulteriori, che è un lavoro quindi continuo, cioè non dico mai basta. È anche è anche una bella cosa, che t'accompagna e ti dà sempre tanti curiosità, tanti stimoli, però è un lavoro tanto impegnativo. Non so se vorrei forse su piccoli testi sicuramente continuerò l'ho già fatto, ve lo dico. L'ho già fatto sui racconti di Gagnaire, ma che tengo lì e le covo perché ogni volta maturo delle idee e una sensibilità diversa. Vi posso dire solo questo. La raccolta che sto un pochino studiando, ora non m'azzardo a dire che la pubblicherò, no, è la prima raccolta e il libro, lo Libre Dau Reirluz. Questa parola, Reirluz, mi spiegava Gagnaire, ma in ogni dizionario c'è, vale per nord. È il lato della montagna, della parete della montagna o di una casa, dove non batte il sole. Quindi è un nord anche dell'anima, si potrebbe dire, no, sentire anche questo lato un po' scuro. Tant'è vero che ha una traduzione in francese, che cita l'ombra, un'ombra che ci accompagna. Siccome un'altra grande passione mia è Calvino, Italo Calvino, di cui si celebra il centenario, lui usa un termine ligure, del ponente ligure, che è ubagu. Dice scrivo, non mi ricordo la citazione, come dire, scrivo dalla parte dell'ubagu e poi racconta, dice l'ubagu è la parte della montagna, del mio paesaggio esteriore, quindi parla di una Liguria che ha mare e monti, no? Quindi di una parete che sta sempre all'ombra. Allora, questa Reirluz, Ubac in francese, Ubac, opacus, no? Reirluz mi ha dato un'idea di, non lo so, di cercare, di indagare se queste due parole mi possono portare ad avvicinare in qualche maniera i due autori. E questo mi è venuto in mente ora, da poco, studiando Calvino e vedendo come questo opaco e questo appunto, questa parola chiave anche della sensibilità di scrittura. Quindi, ecco, mi vorrei tenere qualche tempo ulteriore per scoprire parole chiave e delle sensibilità che forse mi conducono anche a tradurre meglio, come potrei dire, no? Una conoscenza generale di una sensibilità di un autore che poi ti porta forse a individuare la parola più adatta a quella sensibilità. Ecco, quindi sono lavori impegnativi, ma vorrei, ora che sono in pensione meravigliosamente e non ho più urgenze e anche affanni, vorrei arrivare a piccole traduzioni meditate, ecco, non più necessitate appunto il tempo, i ragazzi che devono avere delle traduzioni disponibili, ecco, quindi assecondare un pochino la mia calma, ecco, recuperare un po' questo, però continuare a scavare anche nella letteratura occitanica, perché c'è molto da lavorare ancora. Il futuro della letteratura
e della fortuna, diciamo, della letteratura, occitanica moderna e contemporanea, mhmm, è un augurio naturalmente, che sia questo futuro che sia, sempre più felice, più ampio e sicuramente il premio Stana si distingue in questo ruolo. Anche devo dire che io stessa sono stata stregata dal premio Stana e come vedete, non troppi professori universitari vengono qui a vedere che cosa fate, a prendere esempio, ecco. È un anche un esempio, una lezione di umiltà, perché insomma invece secondo me noi come professori universitari dovremmo, captare, e chiamare in sistema tutte queste energie, positive, che concorrono alla valorizzazione delle lingue, in questo caso l'occitana, ma di tante altre lingue naturalmente, saperle divulgare, saperle fare amare. E direi che, il premio Stana lo fa egregiamente, per cui auguro che continui, questo lavoro affascinante, che riesce anche a mettere insieme, appunto, letteratura, quello che letteratura non è, non importa, appunto musica, insomma questa fusione è una cosa che mi convince e che secondo me, riesce anche ad affascinare, per esempio, uno studente, una persona giovane. Questo vorrei, ecco, forse manca, posso dirlo da frequentatrice, vorrei che ci fossero tante persone giovani e tante persone soprattutto che non appartengono necessariamente ad una comunità, ad una minoranza, perché, è limitativo che si pensi che è un problema vostro, no, è un problema di Ostana, di una vallata, di una lingua vorrei che invece, come ho fatto io, che sono toscana e quindi non ho nessuna interesse personale nel propagandare questa cosa, perché è una cosa bella e vorrei appunto che più ragazzi giovani frequentassero Ostana. Non so come si faccia, non so quale sia la rete scolastica per esempio qui, la rete universitaria la conoscete voi, cioè dire insomma vorrei che, questa rete diventasse più larga e più fitta. Da parte mia, riesco a divulgare anche nella mia posizione ormai decentrata rispetto all'università, per esempio, mando il programma, mando le foto, mando filmati, che sono piccole cose, però ai miei studenti e ex studenti, piccola comunità, raggiungo 20, 40 persone, per carità non ho più quell'uditorio vasto, però mi domando come mai il futuro è legato anche anagraficamente a gente più giovane, non so se mi spiego. Quindi questo è un augurio, ancora non lo vedo francamente. Mh. E il premio Stana, però deve continuare, forse si devono moltiplicare le occasioni, di questo. Il camino. Abito in una bella casa, a dir la verità quasi un castello. La fortuna che mi ha lasciato mio padre e quanto guadagno scrivendo libri mi permettono di mantenerla a dovere, oltre al parco che è davvero molto gradevole. Dentro casa tutto è come ho voluto che fosse. Niente che stoni, a mio modesto avviso, almeno. Perché ho creduto di capire a volte, che mia moglie non è sempre contenta. Ma se ci si dovesse preoccupare di quello che pensano le donne. C'è solo il camino del salone, che per lungo tempo mi ha fatto un po' storiare. Ma ora che è finito, grazie al cielo, tutto è andato a posto. Ma in un modo così poco ordinario che vale la pena di essere raccontato. Ed è perciò che metto da parte il mio lavoro, mica credere che siano delle cosette da nulla o delle frivolezze buone a far ridere o a piangere la gente, quelle che scrivo. No, al momento sono impegnato in una vita di Amadeu Ciantapola,
che è, ne converrete di sicuro, cosa di ben altro interesse. Allora, questo camino non aveva mai tirato bene e ogni volta che accendevamo il fuoco, un fumo subdolo riempiva il salone facendoci lacrimare, finché qualcuno non si decideva ad aprire le finestre, consentendo così a un venticello pungente di entrare facendoci tremare. C'è ben da credere che una storia del genere, in una casa dove tutto il resto filava alla perfezione, non poteva durare. Penso di aver fatto tutto quanto umanamente possibile: antivento, aspiratori, sistemi di ventilazione di ogni sorta, ma nulla da fare. Esperti che feci venire da Bordeaux, da Tolosa e perfino uno da Parigi mi dissero tutti che non si capacitavano. Tutte le misure erano quelle giuste, il camino avrebbe dovuto tirare come un demonio. Eppure Elle était fort déshabillée, et des grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement, tout près, tout près.